Allora, ritorniamo insieme. Adesso volevo rivolgermi al Presidente invece Enrico Baggio, che è agente di commercio anche lei, però si occupa soprattutto di pubblici esercizi. Quindi se vuole fare un'osservazione a quanto diceva il Presidente collega, ben volentieri, però poi ci rilasciamo nuovamente le questioni. Io praticamente sono in prima linea, quindi diciamo che ho subito e continuo a vedere cosa succede in realtà fuori, quelli che sono tutti i pubblici esercizi, tutti i tipi di negozi e soprattutto gli alberghi con questa crisi nera. Noi siamo, tante volte, come dicevo al mio Presidente, tra l'altro, siamo poi psicologi di turno, perché la gente... Avete il polso della situazione, no, perché ci andate a contatto con tutti. I confidenti della situazione. Sì. E dobbiamo avere anche le idee chiare di cosa dire, perché in questo momento storico, che nessuno era preparato a questo momento, io posso anche ringraziare soprattutto anche la nostra associazione, perché prima di dare qualsiasi input o qualsiasi informazione, prima mi consulto con i tecnici nostri. Perché questo? Ritorno un po' sul nostro settore. L'agente di commercio è la persona che in teoria dovrebbe essere preparato a 360 gradi su tutto. Non è proprio così, perché il mondo è cambiato, le normative sono cambiate, non possiamo essere di tutologi, dobbiamo avvalersi di professionisti. Ecco che, come diceva il Presidente Carlo, all'interno di questa nostra bella associazione abbiamo ogni settore specifico per dare un aiuto a quelli che sono alla fine i nostri clienti. I nostri clienti cosa chiedono? Chiedono giustamente delle cose chiare, delle chiarezze, cosa fare, perché nel mondo della ristorazione prima ci hanno detto devi fare questo per lavorare, sui bar devi fare questo per lavorare. Capisco che a livello nazionale non c'erano idee chiare e si è cercato di tamponare magari con questi nuovi DCPM ogni volta qualcosa di diverso, però guardate che ogni volta che un nostro cliente si muove spende soldi. Spendere soldi, buttarli in questo momento per non realizzare niente, perché alla fine se mi dici posso usare il plateatico, adesso no, tutti che mi dicono ma scusami Baggio, ma se un cliente ho il plateatico fuori e deve andare in bagno, cosa faccio? Lo posso fare entrare? Devo dire che non è più un problema mio? Perché ricordatevi che io vi parlo di cose abbastanza semplici e concrete, però la vita è fatta di cose molto semplici e concrete. Esatto, e ma soprattutto, visto che alla fine siamo tutti clienti, se voi uscite, il bar è sempre stato il punto di riferimento anche per un discorso fisiologico, chiamiamolo così. Se non mi permetti di fare questo, cosa facciamo? Va bene, restiamo a casa, ma se mi dai la possibilità di uscire, adesso vediamo, visto che stiamo facendo trasmissione proprio questi giorni che c'è stato un minimo di riapertura, c'è la voglia di uscire. La difficoltà dei clienti, adesso entro nel settore bar, è il comportamento del cliente, perché il bar è una persona che gestisce, la persona che gestisce il bar non può essere anche quello che deve controllare il tutto, perché io, viva Dio, se viene dentro il cliente non ha la mascherina, non si mette la mascherina, prende, poi col take away era un po' diciamo da ridere, perché lo posso prendere, posso entrare, ma non lo posso consumare fuori, devo andare a casa, quindi capite bene anche voi che io penso di parlare a una platea che tutti abbiamo fatto le stesse cose. Il comportamento, e chi che rischiava era sempre il gestore del bar. Infatti, sì. Il gestore del bar, che comunque è una ditta individuale, quindi non c'è nessuno che lo tutela, che sia chiaro questo qua. No, la cosa, ecco, leggiamo un messaggio che è arrivato. Il coprifuoco alle 22 è una limitazione inaccettabile, diventerebbe accettabile solo se lo Stato coprisse i miei mancati guadagni, non dico tanto, ma almeno il 50% per se va bene mi arrivano le briciole. Posso rispondere in merito? Assolutamente sì. Allora, rispetto anche a questo, le domande che ci fanno i clienti, adesso passiamo nella parte ristorazione, no? Anche bar. Ma alle 22, se il cliente ha finito là, può andare a casa o deve essere a casa alle 22? Alle 22 a casa. Alle 22 a casa. Allora, provate a cenare.
No, non ti passa la voglia. Non farlo. Quindi, o vai a cena con le galline alle 7, però ragazzi. Diciamo che, poi uno ci va, posso dire, uno va a cena non tanto per mutuare quello che fai a casa, lo fai fuori, è un'occasione per stare tranquillo, sereno, godere una serata e poi dire faccio 2 passi per digerire e mi prendo magari un gelato visto che fa caldo. Se non posso fare 2 passi per digerire, non posso prendere gelato, devo fiondarmi a casa, me ne sto a casa, faccio un take away a questo punto. No, ma mi sento di dire che bene o male come popolazione abbiamo tutti rispettato quello che ci dicevano. Quindi siamo diventati ligi sulle cose, le facciamo, però dateci un po', non dico libertà, ma dateci degli orari che ma secondo me il problema è legato ai pochi indisciplinati che non si comportano correttamente, che fanno il male di tutti, ed è sempre un po' questo il discorso. Cioè, lei giustamente dice il barista non deve fare il guardiano del faro, e ci sta assolutamente. Però io dico tante volte, perché vedo anche alcuni bar che poi sono sempre gli stessi, che hanno fuori tavoli dove anche adesso con 6-7 persone senza mascherine eccetera, tu dici gentilmente vai fuori, tosi per la mia salvezza e per la vostra, perché anche la vostra, di poter venire domani un'altra volta qui e continuare a farlo tutto per 1 mese o 2. Separatevi questi tavoli, mettetevi questa mascherina, abbiate pazienza, ma è per entrambi. Come io tante volte chiedo ai vari ospiti eccetera, mascherina, è ovvio che può essere imbarazzante, siamo in un'azienda, bisogna tenerla, sono tutti quanti bravi, lo chiedo io, non sono mica il guardiano del faro, ma tante volte se il barista stesso, il ristoratore lo fa, e io ho parlato con alcuni clienti, lo apprezzano, ed è questo secondo me la cosa, perché con diverse persone dicono guarda, ho apprezzato in quel ristorante dove mi ha chiesto signora per cortesia si tenga la mascherina se deve andare in bagno. Il bello è che quando non viene fatto questo, la volta che il cliente esce fa l'osservazione ma non mi ha mica fatto mettere la mascherina, non stanno tanto attenti, per cui alla fin fine siamo italiani, siamo strani, perché l'italiano è un po' così, devi a volte come con i genitori, il genitore che diventa severo poi viene apprezzato dal figlio perché è severo, il genitore che è tanto buono, fa grande l'amicone, poi un domani il figlio gli rinfaccia, avevo un amicone, non avevo un padre, preferivo il mio insegnante. Attenzione, bisogna stare un po' attenti, per cui coinvolgere in questa responsabilità. Rispetta perché è per te, così sei libero di tornarci, ed è per me per consentirmi a vivere, perché altrimenti io devo chiudere. Per cui bisognerebbe anche un po', perché tanto sappiamo che i vigili non ci sono, se arrivano ti danno la sanzione, peggio di così, o la diffida. Se può essere di supporto di quello che sta dicendo. No, dico, ho fatto un'osservazione. Io opero da Padova fino a Ferrara, quindi ne vedo di punti, di mentalità, di modi di fare. I bar che si comportano in determinati modi, diciamo, fuori dalle regole, sappiamo sempre quali sono. Sono sempre quelli. Però sembra che i politici vedano sempre, o il CTS vedrà sempre quelli, come le palestre, che caspita. Beh, palestre è un argomento che sta introdotto lei, palestre da quanto è che sono chiuse? 6-7 mesi, una cosa, non è le palestre, le piscine, quelli sono settori che a mio avviso sono veramente in ma anche difficoltà. Lì io ho avuto il presidente, rappresentante categoria, ha detto ma poi è possibile, abbiamo fatto delle verifiche sul territorio, sono stati tutti bravissimi, allora bastava avere anche un cliente all'ora, cioè bastava. Io dico probabilmente le palestre di Roma o di Milano, dove questi componenti del CTS, che sono i decisori nostri delle sorti del nostro destino, avranno visto, osservato altri generi di palestre, altri generi di comportamenti che però come sempre sono quelli che hanno fatto testo, perché bisogna dire chi si è comportato bene ci sono, non è in dubbio. Io vedo tantissimi bar dove sono bravissimi, ti fanno uscire, stanno attenti, e tanti però sempre i soliti, come dice lei, sempre quelli. No, ma guardi, io di bar ne frequento e come clienti ne abbiamo tantissimi. Una percentuale minima di quello che fa, che vuole trasgredire o fa comportamenti che non sono in norma. La maggior parte persone che si è adeguata a tutto. Il problema che abbiamo visto con questi adeguamenti, mi adeguo per fare quello che mi dici e non me lo fai più fare. Ma allora fermami prima, mi fa l'esempio che mi viene anche la montagna, scusa, hanno lasciato... Non farmi aprire gli impianti, scaldare i motori e poi molto probabilmente posso dire che non stiamo parlando con dei professionisti che sanno come si lavora, perché per aprire un ristorante, un bar, un albergo, non è mica che lo fai da oggi a domani, ti devi preparare. E soprattutto quello che non stanno dicendo, abbiamo dei prodotti, parliamo tutto il settore, il filone del fresco,
non è mica che la puoi parcheggiare là. Abbiamo aziende che sono piene di merce che hanno purtroppo una scadenza. Cosa succede? Cioè, è da dire anche a questo qua. Allora, erano preparati per quello che ci hai detto che possiamo fare. Se non me lo fai più fare, parto l'esempio delle birrerie. Le birrerie mi fai chiudere alle 22. La birreria sa anche lei com'è, la birreria comincia a frequentarla a una certa ora, la birreria non può neanche aprire. Se non ha senso, a meno che non mangi per cena patatine e birra. Nella ristorazione mi dai la possibilità di fare giustamente la parte mezzogiorno, magari servizio mensa, me lo fai, alla sera no. Questo non riesco proprio a capire, quindi... No, ma infatti lo sappiamo, non capiamo anche quell'orario in più, quell'ora in più sta diventando una questione più politica che altro. Scusate, perché ci sono categorie che in questo periodo lavorano e alcuni speculano e fanno soldi, mentre io solo perché lavoro nella ristorazione ci sto rimettendo e sono a rischio fallimento? Non è che sulle tasse che ho sempre pagato c'è una voce di sconto per rischio di impresa, non pensate? Posso rispondere a questo? Questo mi piace, questa bella osservazione. Qua c'era la possibilità di prendere, di non dare magari qualche aiuto a pioggia, visto che siamo tutte persone che comunque abbiamo una denuncia di redditi in mano, la facciamo, persone serie, si doveva guardare tipologia, cosa ci hai rimesso e là dovevi intervenire. Ha perfettamente ragione, ci sono settori che stanno andando bene più di prima, sì. Quindi non è che sia che tutti i settori vanno male. Io porto sempre l'esempio che dico ai miei clienti, anche un po' per consolarli: guarda che è un terzo della popolazione che sta pagando il Covid, il conto del Covid, e di un terzo è quello che proprio lo paga. E mi fa: ma in che senso? Mi dice: ma guarda, le persone, ho molti amici industriali che mi dicono: noi lavoriamo più di prima, siamo su una congiuntura storica che ci sono gli aumenti di prezzi in materia prima, quindi chi ha il materiale sta lavorando, quindi i dipendenti stanno lavorando, parliamo con dati certi, il pubblico è pagato, il pensionato è pagato, abbiamo visto che nei conti correnti le banche dicono che abbiamo sempre più soldi in conto corrente perché non li spendiamo. Di conseguenza chi sta pagando questo Covid è una determinata categoria. Allora, visto che dobbiamo in realtà poi è il filone trainante del nostro paese, perché non è che il paese viene trascinato dal dipendente pubblico a livello di PIL, con tutto il rispetto, ma penso che sia le categorie produttive. Una cosa che abbiamo visto anche a livello turistico: se si blocca Venezia, Venezia è l'hub dove arriva il mondo, no? A cascata poi andiamo bene tutti quanti. Se vediamo che è bloccata Venezia, vuol dire che siamo fermi. Cosa è fermo? Tutto il settore che riguarda appunto hotelleria, ristorazione, bar. Il bar è già diverso perché è un discorso magari più di zona, perché magari qualche zona dove ci sono tutti gli uffici, purtroppo, che lavorano magari i dipendenti in smart working, quelli si sono trovati dalla sera alla mattina senza più lavoro e soprattutto non si sa neanche quando ritorneranno questi. Perché a mio avviso un'azienda, quando comincia ad avere dei risparmi, che se ne dicono: ma non vediamo l'ora di ritornare, bisogna vedere il lavoro, i dipendenti dicono: no, resto bene così, l'azienda risparmia, quindi quei settori, quei bar, quei ristorazione, e abbiamo già esempi concreti di chiusure. Quindi non stiamo parlando che ci stiamo lamentando perché non riusciamo a lavorare come prima. No. È finita, cioè qua gente che veramente ha chiuso, gente che siamo liberi professionisti, sono liberi professionisti che si sono mangiati, cari signori, tutto quello che avevano, e avevano debiti. Questa qua. Una cosa che diceva il nostro Presidente, e giustamente siamo qua anche per avvalare questo: le banche in questo momento dovevano essere un sostegno per tutti noi, perché noi siamo qua per lavorare, non è che domani, come ha detto qualche altra, diciamo, non facciamo nomi perché in quelle trasmissioni non si dicono nomi, ma cambiate lavoro. Ma che cavolo cambiate lavoro? Se io ho scelto il lavoro, l'ho scelto perché ci credo. E qua, se mi permette, rientro anche nel mondo dei rappresentanti. Il nostro lavoro, come diceva Trevisan, purtroppo non è un lavoro, tanto siamo dei liberi professionisti, questo bisogna, abbiamo tutti i rischi e i meriti, perché ci sono liberi rappresentanti che sono in alcuni settori che stanno facendo anche bene, stanno guadagnando bene. Dipende dal settore in cui siete occupati. Il settore nostro, specialmente nel settore Horeca, io dico sempre, è una missione più che un lavoro, perché siamo operativi H24 7 su 7. Se ti chiama il cliente alle 9, alle 10 di sera, non è che dici: ma insomma, se ti chiama magari è un amico, magari, ma anche perché c'è un problema. Di conseguenza, ecco che il giovane, quando dice: ma la mia disponibilità quanto deve essere? Da allora all'ora? No, non esiste da allora all'ora.
hai la possibilità di fare, hai il lavoro, io dico il più bello del mondo, perché se voglio oggi restare libero, tranquillo... Però devi saperlo gestire. Io lo devo interrompere perché torniamo su questo tema che sono importantissimi anche col collega. Abbiamo la pubblicità che incombe. Pubblicità, poi rispondiamo anche ad altri vostri messaggi tra pochissimo.